Lo spettacolo è un musical originale. La drammaturgia ispirata ai personaggi e alle vicende della serie animata, ma vi dico solo che ci sarà un personaggio misterioso, un antagonista che non appare nella serie televisiva. Grisù, Grisù, pensaci tu, tieni lontani tutti i cattivi. È un personaggio che deve combattere contro la sua natura, quella di essere un drago, quella di sputare fuoco, di vivere in un vulcano, e va contro questa appunto natura, il suo essere così, per seguire il suo sogno, che è quello di diventare un pompiere, ovvero il salvare le persone, lo spegnere il fuoco, ed è un messaggio secondo me bellissimo, di speranza e di credere nei propri sogni. Io voglio fare il pompiere, perché il pompiere è un eroe. Le scene e i costumi appartengono al mondo immaginifico, al mondo fantasioso del cartone animato. Credo che abbiamo fatto un lavoro il più innovativo possibile, perché comunque manteniamo quel vintage che è Grisù, abbiamo cercato un po' di renderlo social e moderno. Sto arrivando a prenderti! Grisù, Grisù, pensaci tu. Tra regia, appunto, direzione musicale e coreografie abbiamo lavorato veramente bene insieme e sono sicuro che lo vedrete. Noi vi aspettiamo in teatro. Un bel giorno io farò il pompiere e quel giorno presto arriverà. Vi invito tutti a venire a teatro per vedere Grisù, il draghetto senza paura.